Chiudiamo la riunione di oggi con un miglio per 4 anni di ottimo livello, davvero interessante questo premio Drazen Petrovic, 1 Aria dei Venti, Roberto Vecchione, 2 Attic DL, Manuel Pistone, 3 Assia Luis, Vincenzo Piscuoglio, 4 Alouette, Edoardo Baldi, 5 Ari Lest, Alessandro Gocciadoro, 6 Jean Bros, Massimiliano Castaldo. In seconda fila 7 Axel Chuck SM, Lorenzo Baldi. Vediamo l'errore da parte di Ari Lest, che praticamente perde una quarantina di metri. Velocissima, Assia Luis prende il comando su Alouette lungo la corda, Aria dei Venti di fuori Attic DL, poi Axel Chuck SM va a chiedere strada alla Saura di Edoardo Baldi e passa sulla curva ed è la nuova battistrada sulla condiscendente Assia Luis, 14,7 i primi 200 metri, con quindi Alouette, battistrada su Assia Luis, poi Aria dei Venti di fuori nella posizione peggiore, rimasto Attic DL, poi Lorenzo Baldi sposta all'esterno con Axel Chuck SM, va a prendere la schiena, tanto 400 in 29,6, segue poi lungo la corda Jean Bros, mentre si è ricongiunta Ari Lest nonostante i tanti metri persi in partenza. Si infila di dentro Jean Bros perché Aria dei Venti ha spostato all'esterno e quindi arriviamo ai 600 in 45 appena abbondanti, sempre Alouette in vantaggio su Attic DL, Aria dei Venti che va a prendere la seconda pariglia, lungo la corda sono sempre Assia Luis, Jean Bros, Ari Lest e di fuori Axel Chuck SM, 14,5 qui davanti alle tribune, viene fuori un primo giro in 59,6, sempre in vantaggio Edoardo Baldi con la figlia di Village Mystic che conduce davanti ad Assia Luis, intanto è la penultima curva è passata in 14,6, il primo chilometro in 1,14,2, in vantaggio Alouette su Assia Luis, Jean Bros e Ari Lest, questo è il treno interno. Mentre di fuori scoperto è ancora Attic DL che ora però alza bandiera bianca e viene via Aria dei Venti, 14,1, però la retta di Alouette allungata in maniera decisa, Aria dei Venti cerca comunque di avvicinare la battistrada, poi ancora tonica Assia Luis lungo la corda, 3 femmine al comando, ultima curva passata in 14,5, retta d'arrivo con Alouette in vantaggio che deve difendersi da Aria dei Venti, poi Assia Luis, di dentro si lancia Jean Bros, ultimi 50 metri, ma Edoardo Baldi ha partita vinta con Alouette su Aria dei Venti e Jean Bros finito forte all'interno, quarto ancora un generosissimo Attic DL, 29,2 a chiudere, però notevole l'ultimo giro per Alouette, la rivediamo ancora in vantaggio con Edoardo Baldi che viene a vincere molto bene, ottima media. La Saura da Village Mystic, mentre per il secondo posto Aria dei Venti batte Jean Bros che era finito forte al suo interno, ancora quarto Attic DL. È veramente tutto per la riunione di oggi all'ippodromo Arcoveggio, l'appuntamento è per domenica prossima con la giornata gentleman.